Ciao amici e benvenuti, questo è il 71esimo episodio della nostra partita, siamo sempre più forti, abbiamo conquistato anche una buona parte dell'Africa, cioè abbiamo annesso il Marocco sostanzialmente, abbiamo annesso pure gli Aztechi, ma questo sta causando delle pericolosissime ribellioni che sembra molto difficile, stranamente, per il nostro stato coloniale fronteggiare. Ce l'aspettavamo, però nonostante ciò abbiamo deciso di annetterceli tutti d'un colpo. Tra poco gli confermeremo questo governatore perché anche se non ne hanno voglia, perché altrimenti saranno più lenti nella conversione, stanno anche cercando di eh, quel poco che stanno cercando di fare non sta avendo questo gran successo, a dire il vero, eh? Già. Naturalmente non hanno integrato le province e questo gli causa gravi danni. Qui dovremmo far pace. Stiamo inviando truppe di soccorso comunque in Messico. Dovremmo annullare il trattato accesso forse con i Cree, ma forse non ora, non ci importa molto. Ecco, finalmente possiamo iniziare a convertire le province marocchine. E siamo un po' impegnati in troppe guerre, a quanto pare. Allora, il nostro generale è qui. Attaccatevi a questa unità, ragazzi. Allora, a sto punto io annetto questi, perché avevo stabilito che 200 ducati non fossero abbastanza importanti. Così inizieremo a causare gravi problemi pure a Nuova Venezia. L'Austria ci chiede accesso. Ormai siamo amici all'Austria, ci fa addirittura un po' pena. Guardate, distrutta completamente. Allora, andiamoli in Lombardia questi. Adesso i Savoia si immagina che si annetteranno Genova, se gli sarà possibile. Però non stanno assediando altre province, quindi non so se ce la faranno. Allora, potrebbe essere il momento di iniziare a costruire quello che vi dicevo un po' di puntate fa, cioè un grandissimo esercito. Cerchiamo di capire come calibrarlo. Qui cosa manca? Io direi dovremmo fare armate con 20.000 di fanteria, 4.000 di cavalleria e 16.000 di artiglieria. Quindi qui ne mancano 8.000 di... Prima faccio la fanteria perché è più economica. 8.000 e 3.000. Quindi 11 armate. Ok, qui sono 8 che sono per quel reggimento lì e qui invece nel Peloponneso reclutiamone altri 3 per quest'altro. Tra l'altro poi ne vorrei fare vorrei fare una terza armata, quindi iniziamo già adesso a reclutare tutta la fanteria necessaria. Facciamo 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Facciamo 1, 2, 3. 1, 2, 3 e 1. Così abbiamo fatto tutta la fanteria che ci serviva. Ne verrà fuori un esercito portentoso, possibilmente più forte anche quello francese. Abbiamo perso pretese su questa provincia. Ecco, qui stiamo arrivando, però io gli assegnerei il generale momentaneamente, in modo che non abbiano problemi.
Ok, abbiamo recuperato questo diplomatico. Non credo che sia ancora il momento di fare nessuna pace, quindi continuiamo a fabbricare pretese un po' ovunque, non ci importa più dove, perché abbiamo avuto tempo di fabbricarle dove ci interessava. Speriamo arrivino i rinforzi molto rapidamente. La Svezia è sempre più occupata dalla Russia. Non ci voleva. Far dei pace. I Irochesi, noi vi vogliamo annettere completamente, non so se avete capito, ma... Cioè, ci dispiace molto per voi, sì, come no, però non possiamo occuparci, cioè, non possiamo fare paci troppo vantaggiose per voi. Peccato. Siamo in guerra con voi? Potawamama? Bla bla bla? No, abbiamo già fatto pace. Ma come mai avete così tanti uomini? Chi lo sa. Ehm... Non abbiamo più edifici così importanti da costruire. Potremmo fare a Venezia questo. Ok. Costeranno meno le navi e si ripareranno più velocemente. E qui a Treviri miglioriamo le relazioni. Ok. Naturalmente sono peggiorate perché abbiamo annesso altri vassalli, quindi non è che Treviri l'ha presa molto bene. Che pace ha fatto? Ho perso. Allora, la Savoia ha accettato la pace con l'Austria. Ah, ok. L'Austria quindi non ha dovuto cedere nulla all'Ungheria, vabbè, non ci importa. Tranne i soldi. Giustamente. Qui abbiamo attaccato con successo l'ultima armata irochese. Ah, sono due però, è doppia. Vediamo se riusciamo a sconfiggerla, penso di sì. Abbiamo ingaggiato lì il nemico a Izmit. Ok, abbiamo sconfitto gli irochesi, abbiamo sconfitto i ribelli, abbiamo pure vinto un assedio contro gli irochesi. Lasciamo pure qui l'esercito. Ok, vediamo. Forse sta riuscendo a fare qualcosa. Eccoli qua i rinforzi. Io direi di mandarli direttamente qua. No, non proprio qua. O sì. Vediamo se riusciamo a sconfiggere assieme ai messi... non hanno un leader decente purtroppo. Ecco perché perdono. Qui stiamo vincendo tutti gli assedi immaginabili. Iniziamo ad andarcene pure di qua. Non so. Questa guerra dovrebbe continuare fino a quando dura la crociata. Fino a quando dura la crociata. Poi magari la prossima crociata la dichiaro contro i protettorati dei miei stati coloniali, che così gli faccio passare la voglia. Dura ancora un anno, quindi non avremo più questo, cioè, massiccio incremento. Vabbè, ma non ci importa molto, a dire il vero. Abbiamo fatto queste scoperte. Patawatomi. Che razzi i nomi. Tanto ormai... Ah, certo che vediamo l'accesso militare, qui io mi dimentico troppo spesso, vabbè. La Svizzera con chi è in guerra invece? Con Savoia, va bene. Che inizi l'accesso militare. Allora, iniziamo a dare le armate che servono a questa armata.
Vabbè, ok. Scusate per il gioco di parole. Qui stanno ancora perdendo. Mio Dio. Abbiamo rovinato i messicani. Allora, speriamo che riescano a integrare. Ah no, siamo noi che dobbiamo integrare. Ui, mi ero dimenticato. Oh no, 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 quindi vuol dire che siamo andati sopra il 100%? Per fortuna abbiamo quasi finito di annettere. E quasi, manca quasi un anno invece. E qui perché abbiamo perso denaro per la sovraestensione, ma adesso potrebbero capitarci brutti eventi. Ero convinto, cioè, chissà perché ero convinto di questo, ma che queste province passassero il nostro stato coloniale. Invece no, queste province sono quelle che ci serviranno per creare un ulteriore stato coloniale, in realtà. Cioè, qui i cavoli hanno perso. Mio Dio. Dove sono le navi? Ok, stanno arrivando. Io spero che il nostro esercito sia migliore di quello dei. Ok, andiamo a mandare pure questi rinforzi. Hmm. Gli Aztechi come esercito erano facilissimi a battere, invece quando si ribellano diventano potentissimi, non si sa bene come. Hanno questa caratteristica piuttosto strana. Produciamo slavi, va bene. Qua. Allora, andiamo un po' a dare l'ultima. Questa è l'ultima, giusto? Esatto. L'ultima armata di fanteria qua. Allora, continuiamo la nostra opera di conversione in Marocco. Con chi siamo in guerra ancora? Ah, questi. È così difficile passare, eh? Dobbiamo dichiarare guerra a questi, secondo me, adesso. Cioè, non adesso. Adesso dobbiamo preoccuparci della situazione messicana, che sta diventando sempre peggiore. Perché non possiamo. Comunque è collassato per la 1000ª volta. Un nuovo pretendente, nuova forma di governo, vabbè. Ok. Questi sono in guerra con noi? Ah sì, interessante. Ai, non proprio ora. Lo iniziamo a far fuori questi. Oh mio Dio. Ok. Sarà un po' difficile, eh? Io direi di andare possibilmente a prendere un po' di altri soldati dall'Italia. Ok, abbiamo fatto una nuova scoperta. Abbiamo un diplomatico. Potremmo migliorare con la Spagna, dicevamo da un po' di tempo, ste relazioni. Va bene, facciamolo. Va bene. Linea Niagara. Benissimo. I Cherokee con chi ce l'hanno? Non con noi. No. Però sono in guerra. E questo è un problema.
Perché noi vogliamo annetterci pure Miami. No, vabbè, non ce l'annettiamo. Miami forse... Maledetti Cherokee. Vabbè. Adesso vediamo se l'attacco qui ha successo. Oh mamma. Non sarà facile, sono aumentati e sono troppo numerosi, anche se il loro morale è più basso. Pare che il livello tecnologico non sia inferiore. Naturalmente è morto un altro cardinale. Ti pareva? Ah, però per fortuna il nuovo è nostro. Quindi è un buon evento in realtà. Vabbè. Ottimo. Oh mamma, stiamo morendo a migliaia. A mille cadono i nostri eroi. Vabbè. Ma siamo 26 milioni e nessuno ci fermerà. Vabbè. Adesso. Richiamiamo magari da qui a fine mese un diplomatico. Qui dobbiamo tentare un po' il tutto per... cioè non so cosa dobbiamo tentare. Dovrei... Scusate un attimo. Rieccomi. Allora, dovremmo tentare di recuperare un po' di manodopera prima di continuare, perché siamo stati un po' ridotti male da quei numerosi ribelli. Magari ce ne torniamo un attimo indietro. Allora, qui possiamo unire tutte le truppe, bene. E qui abbiamo già nuovi reggimenti di fanteria, però... ci stiamo avvicinando al limite di forza, cavolo. Non l'avevo considerato questo perché mi sembrava che potesse essere quasi infinito. Non so perché. Vabbè, non è niente di grave. Comunque non credo che i costi siano aumentati troppo. Allora, annulliamo questo passaggio perché non ci serve più. Quindi mi pare anche giusto annullarlo. Ecco, come vedete, questi eventi negativi adesso iniziano a esserci perché insomma abbiamo sbagliato. Non dovevamo fare annettere quelle province così presto. Ah, giusto, abbiamo 2 relazioni in meno adesso. Dovremmo farci subito un altro vassallo. O l'alleanza con la Svezia. Non se la passa tanto bene. L'assedio di Ottawa è finito. Andiamo ad aiutare qua. Ok.
ormai stiamo annettendo tutto praticamente. Cioè stiamo occupando tutto. Quindi direi che molto presto potremmo far pace. Ah, che peccato. Sta lasciando Venezia, eh? Anzi, facciamo finire però il mese in modo che ci stia fino a fine mese. Io non ho mai capito questi eventi, credo siano stati modificati dalla patch perché non avevano proprio molto senso, perché alla fine semplicemente in realtà poi questi mercanti, vediamo se riusciamo a vederli ancora, non è che muoiono ma tornano a casa. Ah no, sta andando a Genova. Ah no, è libero. Vabbè, non si è capito che cavolo ha fatto, però poi glielo puoi rimandare. Può essere solo una seccatura quando, cioè, è partito dai Caraibi, ci impiega un sacco di tempo, però non ha molto senso. Speriamo che ci siano solo questi eventi che non ci interessano per nulla, che non ci sia invece qualche evento davvero negativo, che ci faccia perdere, che ne so, stabilità. Ecco, quali sono gli eventi che detesto, davvero. Facciamo un po' di giri adesso. Hanno scoperto ancora il nostro agente, maledizione. Qui direi di fermarci ad Edirne. Ok, benissimo questo evento. Riprendiamoci subito il cardinale. Dovremmo far pace, eh? Ci dicono così. Dove sono gli scioni? Sono questi? Ok, tra poco potremo farla. Mio Dio. Sti aztechi stanno distruggendo completamente. Ok. Io direi che ci servono altri 10.000 uomini. E li mandiamo qua questa volta. Questi non arrivano in tempo. Ah, anche il Luanda, fantastico. Ormai ci mancano 3 province. Ok, qui facciamo fuori l'esercito di Miami. Abbiamo anche occupato una provincia di Miami. Sì. Dove va? Boh. Temo per loro. Però invece qui potrebbero liberarsi sti aztechi se va avanti così. Io direi non possiamo fare nient'altro, però. Ui. Ok, qui facciamo fuori.
questi reggimenti, mentre qui dovremmo trovare il leader. Dov'è? Qua. Io direi di assegnarlo altrove sto leader, perché ci serve di più adesso. Qua. E non solo lì. Siamo partiti male, ma non è che ci preoccupino molto sti ribelli. Ok. Benissimo. Mio Dio, quanti sono? Sono 7 ribellioni almeno. Nello stato della Chiesa ha perso una provincia. Chichisav e Tennessee. Vabbè, no, non è proprio un vabbè qui. No, vabbè, non spendiamo però. Voi dividetevi in due e andate anche voi qua. Ci dovrebbe essere, ecco, questa flotta la mandiamo un po' a esplorare queste zone. Dovremmo cercare di, anche se non prendiamo l'obiettivo, di stabilirci nell'isola delle spezie. Ma davvero siete così impotenti voi? Mamma mia. Questi portoghesi che fanno alleanze con i Maicani non mi piacciono, Abenaki, Pecò, Ottawa, dove sono mai... sono qui? Ecco perché. Ma si sono convertiti alla religione riformata? No, non c'era nessuno con religione di... Ah no, però hanno avuto degli eventi negativi. Ok. Io direi adesso di fare un po' di artiglieria. Un po' qua e un po' in Grecia. Ok, abbiamo finito i soldi, ok. Potremmo finire per superare il limite. Ah oui, sì, lo superiamo. Vabbè, però di poco. Spero di poter presto togliere il problema. Quindi, ok. Forse adesso il leader serve qui. È arrivato un diplomatico, qui togliamo di nuovo i mercanti perché non possiamo vedere tutto. Chi è in coalizione contro noi? Savoia, Ottomani, Svizzera, Kilva. Ottomani, dai, toglietevi, che vi vogliamo conquistare la capitale, quindi non vogliamo che siate in coalizione. Ci sono anche queste, giustamente. Io direi di metterle a Tunisi queste. Guardate, una battaglia navale tra inglesi e francesi.
Sono un po' in difficoltà gli inglesi. Potrebbe essere il momento adeguato per far pace. Qui come va? Potrebbe anche essere il momento adeguato per attaccare il Portogallo. Però qui abbiamo un po' di problemi. Insomma, non saprei bene. Io questi li rimando a casa. Cioè a casa, dove? Qua. Qua. Penso che potremmo attaccare davvero il Portogallo. Però non so che cosa prendermi del Portogallo. Perché è un aiuto, un buon aiuto nella colonizzazione. Quindi magari mi prendo solo questo e una provincia qua. Potrebbe essere come obiettivo. Ho fatto troppa fanteria. Non possiamo fare un altro reggimento perché siamo già oltre tutti i limiti. Questa situazione qua mi preoccupa un po'. Sono tutti naturalmente nazionalisti, tra l'altro di stati diversi, pensate. Quindi se poi il Messico collassa noi siamo rovinati. Adesso dovremmo impegnarci con tutto l'esercito a impedire ciò. Beh, però ce la possiamo fare, dai. Questo succederà però nel prossimo episodio. A presto!